Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, il primo della settimana. Nella seconda parte parleremo, lo hanno presentato questa mattina, del raduno dei Fanti che si terrà a Trieste il prossimo fine settimana e porterà in città qualcosa come si prevedono 10.000 persone nel prossimo fine settimana. In questa prima parte siamo invece in compagnia della professoressa Marina Bortul, che è la responsabile del Breast Unit di Asugi, e della dottoressa Maura Tonutti, che è responsabile di diagnostica senologica di Asugi. Grazie. Buonasera. Per essere tornate nei nostri studi. Con le nostre due ospiti parleremo di un convegno, o comunque di è un convegno nazionale che si terrà a partire da domani e si concluderà venerdì, quindi sono 2-3 giorni, poi magari di lavori 2 giorni e mezzo, probabilmente non stiamo a sottilizzare su tutto ciò. E il tema del convegno è la prevenzione del tumore al seno con lo screening mammografico. Io ho detto tutto. Il convegno è organizzato dal gruppo italiano per lo screening mammografico e si svolge a Trieste per la prima volta. Che cos'è intanto il gruppo italiano per lo screening mammografico, professoressa Borto? Allora, intanto buonasera a tutti, a lei e a chi ci ascolta. Il GISMA è una società scientifica che rientra nell'ambito della cosiddetta FAVO, che racchiude le società scientifiche che si occupano di screening, quindi screening colorettale, screening della cervice uterina, ed è focalizzato ormai da molti anni a favorire quella che è l'adesione delle donne nelle fasce di età previste allo screening mammografico, dal momento che si sa che la diagnosi più tempestiva eventuale di un carcinoma della mammella è sicuramente in grado di giovarsi di terapie più conservative e di ottime prospettive di curabilità. Del GISMA io mi sono onorata di far parte ormai da un po' di anni del comitato di coordinamento, ormai sono a fine mandato, e quindi con grande orgoglio e grande onore siamo riusciti a portare anche a Trieste, ai confini dell'impero come si dice, questo convegno nazionale che ogni anno viene fatto in una città diversa. Per dire, l'anno scorso è stato fatto a Bari, 2 anni prima era stato fatto a Brescia, 3 anni prima ancora era stato fatto a Catania, e quest'anno quindi abbiamo avuto l'occasione di poterlo fare anche a Trieste. Qual è il programma sul quale un pochino ci siamo impegnati come comitato di coordinamento? Quello di intitolarlo come dialoghi e confronto, e in un periodo come questo mai non si può parlare abbastanza di dialoghi e confronto. Che cosa vuol dire quindi? Confrontarsi con le realtà delle altre società scientifiche che rappresentano i professionisti inseriti nelle breast unit, inseriti quindi nella cura, nella diagnostica e nel trattamento dei carcinomi della mammella. Quindi parliamo incontri con i radiologi, con i patologi, con la società dei chirurghi oncologi, con i chirurghi, l'ho detto, con gli oncologi stesso, e anche con quelli che sono gli organizzatori, perché naturalmente l'obiettivo è di evitare le disparità di accesso. Il nostro obiettivo è quello di permettere che tutte le donne abbiano la possibilità di accedere ai programmi di screening. Non ultimo, il dialogo si farà anche con le associazioni, perché le associazioni di volontariato rappresentano praticamente molto spesso l'offerta di quello che l'istituzione non è in grado di fare, e quindi dialogo e confronto. Volevo sottolineare una volta di più però l'importanza e la bellezza, secondo me, della lezione introduttiva che verrà fatta dal professor Silvio Brusaferro, che come è noto fino al 2023 era presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e che parlerà di accesso e universalità del sistema sanitario nazionale tra le fragilità delle persone e le fragilità del sistema, e credo che un argomento del genere oggi come oggi sia quanto di più attuale. Dottoressa Tonutti, che cos'è la diagnostica senologica e come opera, non so se poi all'interno della Breast Unit desumo o no? Certo, sì, intanto buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano da casa. Io sono una radiologa e quindi mi occupo di diagnosi attraverso le macchine, e la diagnostica senologica sono tutte quelle indagini che ci permettono di dire se la donna che abbiamo di fronte, che viene da noi perché è sintomatica oppure no, perché sta entrata in un percorso di screening, se ha o meno una malattia.
Quindi diciamo che l'esame principale dai 40 anni in su è la mammografia. E la nostra regione è una delle poche regioni in Italia che ha iniziato il programma di screening, lo ha allargato anche alla fascia delle donne più giovani, dai 45 anni. In genere lo screening viene offerto alle donne dai 50 ai 74, ci sono delle indicazioni forti che vengono da importanti studi a livello europeo che ci dicono di cominciare prima, di cominciare a 45 anni. Quindi nella nostra regione abbiamo questa fortuna, dal 2021 lo screening è iniziato già e viene offerto alle donne dei 45 anni. Quindi diagnostica senologica innanzitutto attraverso la mammografia dai 40 anni in su, dai 45 attraverso la mammografia nel programma di screening, e poi se c'è un'anomalia che viene evidenziata nell'esame di screening, oppure se la donna è sintomatica, si affianca alla mammografia l'indagine ecografica, oltre alla visita l'indagine ecografica, e se c'è bisogno di qualcosa di andare avanti si prosegue con le agobiopsie, quindi i sistemi di prelievo con ago che ci permettono di avere una diagnosi istologica della malattia, sapere se c'è una malattia e che malattia è. E poi ci sono altre indagini. Io ero convinto che la mammografia fosse un'ecografia del seno, non è così? No. Non è così, la mammografia si fa con i raggi X. Ah, con i raggi X. Con i raggi X, l'ecografia con gli ultrasuoni. Sì, ho capito. Quindi la mammografia è un esame diverso, no? Intanto ha un piccolo rischio in più rispetto all'ecografia perché usa radiazioni, però è l'unica indagine per cui si è dimostrato con grossi trial nel passato, è l'unica indagine che ha dimostrato di ridurre la mortalità nelle donne per tumore della mammella. Poi è un esame panoramico, mentre l'ecografia è operatore dipendente, cioè io vedo quello che ho fatto, cioè dove metto la sonda, mentre la mammografia, un bravo tecnico fondamentale fa una buona mammografia, qualunque radiologo più o meno esperto può leggerla e può leggerla più o meno bene, invece l'ecografia dipende fortemente da chi la fa, oltre che dall'apparecchio. Quindi quando vengono a chiederti un parere, dimmi cosa ne pensi di queste immagini, io che non ho fatto quell'esame ti posso dire quello che vedo, ma non so se c'è altro in quel seno. Quindi sono due tecniche diverse. È curiosa come cosa. Tra l'altro, così trattiamo anche, immagino, uno degli argomenti, ma lo facciamo velocemente perché credo che, insomma, a me secca fare riferimento al periodo pandemico, forse una questione anche di volerlo dimenticare, rimuovere, eccetera. Però, insomma, si sa che uno dei problemi che il periodo pandemico ha portato con sé è stato un certo rallentamento nell'adesione agli screening e a questi programmi. Si è un po' recuperato? Sicuramente c'è stato un rallentamento, sicuramente c'è stata più paura, anche se io posso dire che per quello che riguarda la nostra realtà, negli anni della pandemia abbiamo mantenuto il medesimo volume di attività. Mi sentirei di dire che adesso si sta riprendendo, ma quello che è il nostro compito è quello di stimolare le donne e quindi dire fidatevi, perché bene o male le apparecchiature sono adeguate, perché chi legge queste mammografie sono radiologi espertissimi e perché, lei ha fatto prima un'osservazione importante, lo screening deve essere integrato nell'attività delle breast unit e quindi praticamente noi sicuramente quando discutiamo dei nostri casi discutiamo molto spesso di pazienti che derivano direttamente dai programmi di screening. Allora, non è che alcuni tumori siano più gentili rispetto ad altri, però si sa che alcuni sono decisamente più subdoli. Per esempio il tumore alla prostata, per quanto riguarda gli uomini, viene definito subdolo perché non ci sono sintomi molto particolari. Qualcuno potrebbe pensare che quando si parla di tumore al seno il sintomo è scoprire che c'è qualcosa con l'autopalpazione, eccetera. È solo questo, può presentarsi in altra maniera e quindi bisogna fare attenzione ad altro, oppure, voglio dire, diciamo, è un tumore che non è subdolo come gli altri, mettiamola così. Allora, mi sono un po' incartato nella domanda, ma dunque, spero... parliamo di quella che è la variante clinica in cui la donna arriva perché si accorge di avere un nodulo fondamentalmente. Ma se noi dobbiamo parlare di screening mammografico,
noi dobbiamo parlare di rilievo, di opacità più o meno sospette che dopo vengono confermate dalla diagnostica strumentale, minime che prima di diventare clinicamente evidenti possono impiegare anche un pochino di tempo. E questo grazie a che cosa? Grazie a queste mammografie e grazie alla competenza di chi legge queste mammografie. Non dobbiamo dimenticare che ognuna di queste, adesso non voglio portarle via al lavoro la dottoressa Toluti, ma ognuna di queste mammografie di screening viene letta da 2 radiologi e laddove non ci sia un giudizio unanime c'è un terzo lettore che si inserisce e commenta e decide che cosa fare. Quindi il discorso del subdolo, sì, che qualche volta uno va a fare la mammografia di screening e viene evidenziata una distorsione, un'opacità che clinicamente non ha dato segno di sé, però questo è quanto. Ho capito. Fra l'altro, appunto, come funziona, nel senso, io non ho mai capito questo, per esempio una persona percepisce che c'è qualche cosa che non va dal proprio medico curante, il medico curante poi, credo che questo sia il passaggio principale, no? Il medico curante Sì. poi destina a dove? Cioè qual è il primo passaggio dopo la visita al medico curante? Allora, innanzitutto facciamo lo screening perché vogliamo individuare la neoplasia prima che diventi Sì. palpabile, no? Vogliamo arrivare prima. Infatti gli screening negli anni 60, cioè la mammografia, veniva confrontata alle mani del chirurgo, cioè chi vive più a lungo. Chi ha avuto la diagnosi con la mamma o chi ha avuto la diagnosi con la palpazione? Chiaramente con la palpazione la lesione era già troppo grande, quindi lo screening serve a individuare lesioni quando ancora non si palpano, se possibile, no? In genere il tumore della mammella non è un tumore che fa male, quindi non dà segni di sé nella maggior parte dei casi. Rimane però sempre fondamentale l'autopalpazione e la conoscenza del proprio seno, perché nessun altro se non la donna stessa può conoscere meglio il proprio seno. Sì. Quindi essere consapevoli di averlo e di come si modifica nel periodo della vita, con le mestruazioni, con la menopausa, eccetera. Quindi questo è fondamentale, perché comunque anche se la donna fa la mammografia ogni 2 anni, per esempio nel programma di screening, la mammografia non è un vaccino, non è che ci dice non ti ammalerai, no? E ci sono dei tumori che magari erano molto piccoli, non si vedevano, possono crescere tra una mammografia e l'altra, quindi è importante, molto importante che la donna stia attenta e si faccia l'autopalpazione. Ancora più importante nelle donne molto giovani, soprattutto se hanno una familiarità, un rischio, perché per la donna molto giovane, proprio perché la malattia è rara, non esistono dei programmi di screening, quindi è fondamentale la consapevolezza, sapere di averlo, visitarlo, essere consapevoli, se c'è qualcosa che non va, andare dal proprio medico. Poi il proprio medico naturalmente invia in genere o a fare una visita chirurgica o in radiologia per approfondimenti. Noi a Catinara, da ancora prima della pandemia, abbiamo messo in atto questo percorso che si chiama percorso pronto seno, in cui ogni giorno in radiologia dalle 12 alle 13 possono arrivare le donne che hanno un sintomo, che si sono accorti di avere un nodulo, sempre passando attraverso il proprio medico, quindi se hanno un nodulo o se hanno una mastite che non guarisce con l'antibiotico o se hanno una secrezione ematica dal capezzolo, possono venire direttamente in radiologia, perché lì vengono subito, passando dal proprio medico, accolte e a seconda dell'età e del sintomo faremo quello che serve per arrivare alla diagnosi. Quello che diceva la dottoressa Tonutti credo sia anche molto importante quando dice una donna sa come è fatto il proprio corpo, quindi si riesce a capire che il nodulo che si sente è qualche cosa di, diciamola così, di più di un brufolo? Allora, il concetto perché fondamentale... io non vorrei ricorrere sì. alla mia storia personale assolutamente. che è da altre parti, ma insomma... Però il concetto fondamentale è, come dire, che è importante che la donna riconosca che c'è un qualche cosa di diverso e quindi quello che è importante è educare la signora e quindi a imparare a conoscere fin dall'età, diciamo, più giovanile e dopo evidenziare se c'è qualche anormalità. È chiaro che dopo, se viene riscontrata questa anormalità che la porta ad andare dal medico curante, che alla luce dei riscontri che vengono fatti non trova nulla, tanto meglio. Ma io volevo tornare sul discorso dello screening, Sì. che bene o male è un programma di sanità pubblica in cui le donne del tutto asintomatiche ricevono un invito scritto ad andare a eseguire questa mammografia, con l'obiettivo di individuare un qualche cosa che clinicamente non è assolutamente evidente. E l'importanza anche di questo evento a Trieste
è fondamentale proprio per, diciamo, accendere di più ancora l'interesse. Quindi quello dove volevo arrivare è che ad esempio il venerdì mattina, nell'ambito di una giornata dell'Osservatorio Nazionale Screening, che è braccio operativo del Ministero, si viene a creare questo ennesimo dialogo e confronto con la realtà slovena, dove in Slovenia esiste un programma di screening mammografico che si chiama DORA e che è anche molto efficiente. E quindi, tornando alla mia battuta iniziale, che mai come in questo periodo è importante parlarsi, una volta di più ci si confronterà anche con questa realtà, che insomma per Trieste potrebbe essere, diciamo, ecco, potrebbe essere esportabile, particolare. Ma non credo, basta confrontarsi e vedere come sono le modalità organizzative, che nonostante tutto credo non saranno particolarmente diverse, però importante è parlarsi, e onestamente è un periodo in cui bisogna parlarsi un pochino di più. Come si può, non so a chi delle due mi può rispondere, la questione appunto delle adesioni allo screening, perché magari qualcuno potrebbe anche dire vabbè, tanto a me non interessa, però come si potrebbe fare proprio per migliorarle? Lì è una questione anche probabilmente di psicologia della persona. Sì, di psicologia, ma è importante anche che per esempio le associazioni di volontariato in questo ci danno una mano, no? La LILT, cioè bisogna sensibilizzare le persone, no? Questo è molto molto importante. In parte lo fa la Regione, dovrebbe farlo, forse anche di più, non lo so, comunque lo faceva, adesso la LIL ci ha dato una mano, per esempio adesso che lo screening è stato spostato da San Giovanni, dallo Spazio Rosa all'ITIS, e quindi per le donne era un posto nuovo, un po' più difficile da raggiungere, anche se è uno spazio molto accogliente, e i volontari della LILT ci hanno aiutato molto nell'accompagnamento delle donne, nel mettere sui loro social questo evento, ricordatevi che lo screening non è più là, ricordatevi di fare la mammografia perché è importante, quindi sicuramente bisogna parlare alle donne e far capire che questa è una cosa molto importante che viene offerta loro ed è importante che loro aderiscano. E poi, ecco, un'altra cosa all'interno di questo screening, di questo convegno, di questo GISMA, un'altra cosa importante, nell'ambito, siccome si parla con diverse società, GISMA parlerà anche con la SIRM, cioè sulla Società Italiana di Radiologia Medica, e l'argomento sarà la formazione e la valutazione dei radiologi. Perché? Ed è un argomento veramente cruciale e in questo forse la Slovenia, credo Marina, avrà qualcosa da insegnarci, perché i programmi di screening vanno fatti, no? Lo dicono le linee guida europee e internazionali, perché è una malattia importante della donna, quindi il programma deve essere un intervento di sanità pubblica messo in campo, è una delle linee guida tra l'altro della nostra regione, della sanità, però non basta solo farlo, deve essere fatto bene. Deve essere fatto bene, per essere fatto bene deve essere monitorato. Ci sono innumerevoli indicatori cosiddetti di performance, cioè dobbiamo vedere se lo stiamo facendo bene, perché qual è cioè, se non lo facciamo bene non avremo il vantaggio finale, quello per cui è nato, cioè la riduzione di mortalità per tumore della mammella nella donna. Quindi la formazione e poi la valutazione, in primis dei radiologi, ma non solo, perché il programma funzioni deve essere fatto bene dal punto di vista organizzativo, cioè le lettere devono essere mandate a tutte le donne, devono arrivare a tutte le donne, no? Quindi c'è tutto un lavoro di segreteria notevole. I tecnici che fanno la mammografia devono essere dei tecnici bravi, la mammografia deve essere fatta benissimo, perché se il tecnico non tira bene la mammella, quel centimetro che non l'ha preso, magari il tumore è lì, quindi è fondamentale avere dei tecnici bravissimi e anche loro vengono valutati nella loro qualità. Ma alla fine ancora l'accuratezza diagnostica, la sensibilità del programma dipende tantissimo dal radiologo, da chi legge. E allora questo, il radiologo bisogna misurare quello che fa ogni anno, cioè bisogna andare a vedere se ha trovato abbastanza carcinomi, se ha richiamato troppe donne o meno, quindi andare a valutare e se qualcosa non va poi formare. Quindi questo è un argomento veramente interessante. E tutto questo rientra nella mission di GISMA, che deve favorire tutto questo di cui ha parlato Maura Tonutti a livello capillare nazionale, senza creare o cercando di eliminare eventuali disuguaglianze che possono esserci. Però è logico, se uno non è addentro alle cose, voglio dire, può avere una conoscenza molto superficiale delle cose, nel senso che anche il lavoro del radiologo molto spesso, come dire, non è molto conosciuto, ecco, certo. Insomma, diciamo la verità, cioè per molti il radiologo è quello che fa le lastre,
E mi pare di capire che sì, farà anche le lastre, però poi queste lastre devono essere lette, devono essere valutate, eccetera. Quindi c'è anche questo da sottolineare. Sì, certo, sicuramente. A proposito di formazione e valutazione, volevo ricordare che una cosa molto interessante è che in questa regione il programma di screening mammografico nasce nel 2005 e nasce proprio attraverso un test di valutazione della performance dei radiologi. Eravamo 29, ci hanno detto tutti i radiologi che facevano senologia in regione: volete partecipare al programma di screening mammografico? E noi che facevamo radiologia, senologia magari da 10 anni, sì, certo, ma non ci hanno preso così, ci hanno fatto fare un test di accuratezza diagnostica, nessuno è passato. E noi facevamo da tanti anni questo. Questo per dire che non basta fare una mammografia o 2 al giorno, ci vuole un certo numero di mammografie che devono essere fatte in un certo modo. Quindi noi abbiamo fatto il test, siamo stati bocciati tutti, abbiamo fatto una settimana di tirocinio a Firenze, al CSPO, dopo una settimana abbiamo rifatto il test, metà di noi sono passati, hanno passato il test e quindi sono entrati in questo percorso. Quindi questo ha dimostrato che l'esperienza è importante, ma soprattutto che anche l'addestramento è importante, cioè se tu non sei abbastanza bravo per fare questa cosa ma poi te la insegno e te la reinsegno, dopo alla fine la fai bene, no? Le famose 5.000 mammografie. Sì, esatto, 5.000 mammografie. E tra l'altro, professoressa, la terapia medica comunque ha modificato significativamente la prognosi di questo tipo di malattia, insomma. Lei ha ragione, nel senso che io faccio il chirurgo e devo essere la prima a dirlo, che sicuramente in prima battuta la terapia del cancro della mammella è chirurgica, ma i grossi progressi che si sono avuti sono dovuti ai miglioramenti, alle innovazioni quotidiane che ci sono nella terapia medica, con la messa sul mercato di farmaci nuovi, sempre più efficaci, che possono essere somministrati sia dopo un intervento chirurgico, ma molte volte con le giuste indicazioni prima di un intervento chirurgico, in modo da poter vedere quella che è la risposta di questo tumore. E tutto questo una volta di più rientra, ormai mi piace parlare di questo, nel dialogo e nel confronto che settimanalmente noi professionisti che lavoriamo nell'ambito delle breast unit ci scambiamo in maniera anche animata qualche volta, ma sempre con l'obiettivo di fare il bene della donna e qualche volta dell'uomo che abbiamo davanti. Quanto in questa malattia poi c'è anche una componente psicologica che è in tutte le malattie logicamente, però qui insomma quando si arriva per esempio all'intervento eccetera, insomma adesso è inutile andare a nasconderci dietro un dito, si priva la donna di una parte importante di sé, eccetera, eccetera. Lì voi medici come agite? Nel senso... Beh, nel momento in cui si prende in carico la persona, perché ormai bisogna fare questo termine, dire presa in carico, ci si avvale anche laddove richiesto o laddove proposto e accettato anche il supporto psicologico. Io le posso dire che nel 90% dei casi in prima battuta le persone dicono no, non ho bisogno di avere supporto e dopo pian pianino questo può venire fuori. Dobbiamo calcolare questo che è il cosiddetto termometro del distress, in cui bisogna calcolare un pochino quelli che sono le componenti emotive proprie, ma quelle che sono, e le assicuro che molte volte sono prioritarie, le preoccupazioni che ha la donna non nei confronti di se stessa, ma nei confronti della famiglia, nei confronti dei figli, nei confronti dei genitori anziani, nei confronti del lavoro, perché e quindi di questo sicuramente bisogna tener conto e in un certo senso bisogna cercare di aiutarlo. In questo un ruolo fondamentale è quello dell'infermiera di senologia che lavora con noi e che è in grado di seguire molto le donne che magari tendono ad aprirsi di più con l'infermiera piuttosto che con quello che è il medico e una volta di più anche con le associazioni di volontariato. Come ha ricordato la Maura Tonutti, noi lavoriamo in strettissimo contatto con la sezione di Trieste della LILT che ci ha dato una mano in molte occasioni e non ultimo anche in questo con supporti psicologici e altro, ma non solo, anche quelli di attività fisica, di prevenzione primaria, di prevenzione terziaria dopo l'intervento, dopo la cura, insomma, cioè da lavorare c'è tanto. E ancora una cosa, la LILT è stata fondamentale, che proprio rientra perfettamente nella cornice di questo incontro con la SIRM, e
nella cornice formazione e valutazione, perché tramite un bando nazionale della LILT siamo riusciti ad acquistare per 2 anni, grazie alla LILT, un test di accuratezza diagnostica, quindi una palestra praticamente di casi difficili per tutte le radiologhe e i radiologi della regione, quindi del programma di screening regionale. Quindi a breve partiremo, in Asuggia siamo già partite con le radiologhe e senologhe che lavorano lì, è un test australiano, bellissimo, ce n'è solo 3 al mondo, no? Questo è quello australiano, poi c'è uno del Regno Unito e uno italiano, questo australiano fantastico, avevamo avuto modo già di conoscerlo alcuni anni fa quando il professor Brenner era venuto qui perché collaborava con la Sincrotrone Trieste e adesso tramite l'IL ce l'avremo a disposizione e questo è sicuramente una cosa importante perché nell'ottica della formazione poter vedere dei test, dei set di mammografie di casi difficili fa sì che il radiologo faccia esperienza di casi difficili. Stavo dimenticando un suggerimento di domanda che mi è stato dato. Che cos'è lo screening personalizzato? Ah, giusto, MyPeps. Questo fa parte di un altro incontro che verrà fatto venerdì pomeriggio, ma del quale sa tutto la dottoressa Tonuti, che a Trieste è la principal investigator, quindi diamo a Cesare quello che è di Cesare. Ci sono tanti tipi di screening personalizzato, però questo di MyPeps, no? Perché una delle cose che sono emerse in questi anni è che non tutte le donne hanno lo stesso rischio, quindi non a tutte le donne va bene la mammografia ogni 2 anni e basta. Ci sono donne che hanno un rischio maggiore, familiare, genetico, quindi bisogna offrire qualcosa di più. E donne che invece non hanno rischio si potrebbe offrire qualcosa di meno. Quindi siamo entrati come Asugi e anche qui con un appoggio della LILT, siamo entrati in questo trial europeo che si è chiuso l'anno scorso, bellissimo, che ha reclutato le donne che afferivano al programma di screening a Trieste provincia e valutava il rischio di queste donne in base alla storia familiare, a un prelievo di saliva che veniva spedito a Parigi con un test genetico, costruiva una mappa del rischio, a seconda del rischio le donne che sono state arruolate, ne abbiamo arruolate 3.200, sono state divise con programmi di screening diversi, cioè la donna che lo fa ogni 4 anni, la farà ogni 4 anni la mammografia, la donna che ha un rischio maggiore che fa la mammografia ogni anno, magari accompagnata dall'ecografia se il seno è denso o dalla risonanza se il rischio è molto alto. Quindi lo screening personalizzato, i risultati li sapremo tra 4 anni perché adesso le donne le seguiremo per 4 anni, è uno studio internazionale. È iniziato quindi? È iniziato nel 2020. Quindi tra un po' ci saranno i primi dati da Esatto, quando l'ultima donna arruolata era a luglio dell'anno scorso, quindi tra 4 anni finiremo, avremo dei risultati a livello internazionale dove sono state arruolate più di 80.000 donne che ci diranno cosa è corretto fare, cioè va bene continuare a fare lo screening classico, tutte le donne uguali, o avremo dei risultati migliori in termini di sopravvivenza facendolo personalizzato. Nell'ottica che la taglia unica non esiste, esatto. Quindi bisogna personalizzare per ogni persona. Ed è una ulteriore applicazione, fatte le debite insomma, con le debite differenze, del concetto di medicina sartoriale, no? Cioè io vado ad occuparmi di quell'aspetto specifico. Ma ancora prima di curarti vedo come devo trattarti e come devo tenerti sotto controllo. Abbiamo tempo? Sì, ancora per una domanda. Ecco, la questione della predisposizione, no? Che salta fuori in parecchie patologie, eccetera. Non so, come viene affrontata ed eventualmente gestita a livello medico? Beh, allora, innanzitutto bisogna dire che la predisposizione su base genetica coinvolge dall'8 al 10% di tutti i tumori. Okay. Dopo potrebbe esserci una predisposizione di tipo familiare, ma che differenza c'è? Perché uno riconosce una mutazione nell'ambito del patrimonio genetico di cui le mutazioni più riconosciute sono quelle BRCA1 e BRCA2, ma adesso i pannelli sono molto più ampi. Sì, dopo c'è una predisposizione di tipo familiare, sui quali però bisogna fare molta attenzione, nel senso che se una signora ha avuto la madre che ha avuto un cancro della mammella a 70 anni, non è che debba essere considerata più a rischio delle altre donne che non hanno avuto questa familiarità. E dopo c'è quelli che sono i tumori sporadici, che sono i più frequenti che noi abbiamo. L'obiettivo di individuare dei fattori predisponenti di rischio sicuramente può aiutare a selezionare un pochino meglio le persone. Sicuramente bisogna partire da quella che può essere una prevenzione primaria, quindi attività fisica, controllo del peso, non alcol, non fumo, tutte quelle cose che ti metterebbero nelle condizioni di
vivere in salute, perché il grande problema non è curare la malattia, ma è fare cura della salute. Allora, io ringrazio la professoressa Bortu e la dottoressa Tonutti per essere state con noi. Vi ricordo che questo convegno parte domani e si conclude venerdì, si terrà nell'aula magna dell'ospedale di Catinara. Buon lavoro ad entrambe, grazie per essere state con noi. Adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo del raduno o adunata, poi dovrò anche capire se c'è una differenza, dei Fanti che è in programma a Trieste la prossima settimana. Dove devo guardare? Allora, quella è l'indicazione. Come sempre succede, veniamo colti mentre stiamo ancora dando indicazioni agli ospiti, eccetera. Allora, parliamo del raduno dei Fanti che si svolgerà a Trieste dal 24 al 26 di maggio, quindi il prossimo fine settimana. Lo facciamo con Vincenzo Rescigno, che è fra i coordinatori di Assofanti. Non so se è corretto dire Assofanti. Assofante. Ah, ok. Trieste, e con il presidente Mauro Pierazzi, che ringrazio entrambi di essere nei nostri studi. Allora, prima volta che il raduno dei Fanti avviene a Trieste, da quanto tempo vi lavoravate, insomma? Ci lavoravate attorno? Allora, per una questione di correttezza, di rispetto e di ruolo, cedo la parola al Presidente che rappresenta la città. Prego, Presidente. Ho capito. Allora, tutto succede, diciamo che questo pensiero l'avevamo già da parecchio tempo, ma tutto è successo il 1° ottobre del 2022. Da lì abbiamo chiesto al Presidente nazionale, il dottor Gianni Stucchi, la nostra volontà di portare a Trieste questo importante raduno. Lui ci ha detto sì, anzi contentissimo, perché appunto a Trieste non c'è mai stata questa bella manifestazione, e dopodiché grazie all'amico Vincenzo Rescigno siamo andati dal sindaco, il nostro sindaco, il sindaco entusiasta, e quindi da lì è partito tutto. Dal 1° ottobre noi stiamo lavorando, ma diciamo che proprio dal 1° ottobre 2022, ma diciamo da novembre abbiamo avuto i primi contatti proprio reali con l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale, tutti i vari enti. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un riscontro ottimo, positivo da parte di tutti. Si sono messi tutti a disposizione, quindi diciamo che la cosa è andata abbastanza in discesa. Cioè, possiamo essere contenti di quello che abbiamo chiesto e di quello che abbiamo ottenuto. Quindi ci sarà questo raduno nazionale dove interverranno Fanti da parte di tutta Italia. 10.000 persone ci siamo tenuti bassi però, perché siamo stati a Vittorio Veneto nel 2018. È vero, Vittorio Veneto ha la sua storia, la sua importanza, è terminata la Prima Guerra Mondiale, però c'è un fattore a nostro favore, che Trieste è bellissima, è una città turistica, quindi tutti gli alberghi per quei giorni sono occupati, c'è il sold out. Altri nostri associati dormiranno, avranno alloggio nei comuni fino a Monfalcone. Sono previste 60 pullman, se non sbaglio errato, insomma ci teniamo bassi, perché poi senza esagerare, perché alla fine è meglio essere più modesti, più cauti, più modesti, più realistici anche. 24, 25, 26 maggio, queste sono appunto le date. Che cosa succederà in questi 3 giorni? Allora, diciamo che incominceremo il giorno 24 con una cerimonia che ci teniamo particolarmente. Allora, diciamo che ci sarà la motovedetta della Guardia Costiera che porterà un tricolore e sbarcheranno presso il Molo Audace. Questo tricolore verrà srotolato dall'associazione Marinai e dell'associazione Bersaglieri per un ricordo del 1918 e un ricordo del 54. Quindi verrà srotolato questo tricolore, che è lungo 12 metri, verrà portato tutto verso Piazza Unità, verrà
di nuovo piegato, messo su un mezzo della Capitaneria di Porto e scortato dalla polizia locale a San Giusto. A San Giusto ci saranno dei militari effettivi dell'82esimo Fanteria Torino, quelli che sono venuti nel 1954, i primi che sono venuti quando è ritornata Trieste all'Italia. Verrà consegnato a loro questo tricolore e dopodiché con questo gesto simbolico verrà consegnato ai Vigili del Fuoco, che questo tricolore verrà issato sulla torre campanaria di San Giusto. Questo diciamo, dopo ci sarà una deposizione di corone nei vari monumenti che sono a San Giusto, ai caduti, all'area terza armata, e poi ci saranno varie cerimonie nell'arco di queste giornate. Ci saranno le deposizioni delle corone aree di Puglia, nei vari monumenti che sono dislocati nella nostra provincia, la Brigata Sassari, ai Lupi di Toscana, quindi abbiamo voluto ricordare tutti i fanti dei vari reggimenti che hanno combattuto tra la prima e la seconda guerra mondiale qua, quindi abbiamo voluto questo d'accordo con i vari sindaci dei comuni, il sindaco di Sagrado, di Foglianoro di Puglia, di Monfalcone, di Duino Aurisina. Porteremo anche una corona al Sacrario di Re di Puglia e penso che a Re di Puglia ci saranno diversi fanti, perché ricordiamo che il 70% delle caserme negli anni della guerra fredda erano qui, quindi, sì, certo. Quindi ci saranno tantissimi fanti che magari non sono mai più venuti nella regione, quindi questo ci ha dato una marcia in più. Difatti già a marzo, volevo riferirmi al discorso che aveva fatto quell'amico Vincenzo, la Promoturismo ci aveva detto che avevamo già 4.000 pernottamenti fatti. E abbiamo anche gente in Slovenia che dorme, gente a Grado, quindi l'affluenza sarà diversa, quindi è sentita, e questo diciamo sarà il 24. Con la deposizione in Foiba di Basovizza, la Risiera, tutti quelli. Poi avremo un consiglio, penso in sala del Consiglio Comunale, dei vari presidenti delle sezioni del Fante, con il sindaco e il presidente nazionale, e poi un'altra cosa che ci tengo io particolarmente, verrà consegnato il sigillo trecentesco al 66esimo Reggimento Aeromobile Trieste, che è di stanza a Forlì. Allora, questo è un reggimento professionale al massimo, cioè questi sono fanti dell'area, diciamo. Viene dato questo sigillo, verrà su una compagnia, cioè verranno su in 60 militari con la bandiera di guerra e riceveranno questo sigillo. Cos'è di bello di questo reggimento? Questo reggimento io l'ho visto, a parte che loro sono andati in missioni nelle varie parti del mondo, ma quando sfilano urlano Trieste. E sentire Trieste, che questi dà un qualcosa. Quindi questa sarà un'altra. Tutto questo solo venerdì? No, questo sarà il sabato. Il sabato. Nei 3 giorni. Il sabato, il sabato. No, l'unica cosa che ci preoccupa un po' è la questione meteorologica, perché se dovesse essere brutto tempo, se dovesse piovere, tante attività, perché il programma è bello fitto, e se ci sono avverse situazioni climatiche, chiaramente devi tagliare qualcosa. Però volevo, se permetti, fare il punto per quanto riguarda il raduno. La domanda da porsi: a cosa serve un raduno? Ecco, il nostro raduno. Io vorrei posto in un altro modo, più che altro ho detto che cos'è un raduno. Bene. Sì, in sostanza è la stessa cosa. È la stessa cosa. Il raduno ovviamente serve per consolidare i rapporti di una certa comunità, a prescindere quale comunità, e riaffermare la nostra identità, come qualsiasi altra identità. Quindi i nostri valori i nobili valori che andremo a valorizzare, appunto, sono la fratellanza, l'abnegazione, il patriottismo e altruismo. Ecco, noi comunque
la nostra missione principale è quella di inviare un messaggio a chi? Soprattutto ai giovani e a tutte le comunità civili, religiose e militari. Ovviamente è bello pensare di essere guidati dal buonsenso, ci piacerebbe avere un mondo di buonsenso e quindi essere guidati nella pace, però è innegabile quello che è accaduto, l'atrocità del Novecento, e questo lo sottolineeremo sempre. E purtroppo adesso abbiamo 2 guerre in atto che ci coinvolgono, anche se apparentemente lontano, ma ci coinvolgono direttamente, e quindi oltre a tutti i messaggi che vogliamo lanciare, tra quelli principali vi è quello della pace, di far finire queste guerre, perché troppi caduti ci sono stati, tante cose non si sanno. Io purtroppo ricevo dei messaggi dove in effetti ho visto il passato, recente passato, in effetti le cose sono molto tragiche, perché quando muoiono dei soldati, diciamo, fa meno rumore, invece quando muoiono i civili si parla e si deve parlare, però certe cose non si vedono, ma è ora di finirla. Che cos'è chi è il fante, tra l'altro? Perché poi allora, quello è strano, perché il bersagliere uno lo vede se non altro perché, detta così, fa casino quando corre, ecco, insomma, il paracadutista. Il fante è meno definito per certi, anche nell'immaginario collettivo. Il fante, diciamo che la base primaria dell'esercito nasce dalla fanteria. Adesso nei tempi moderni il fante si è specializzato in più, ha una professionalità diversa in confronto alla prima guerra mondiale, quando vediamo in trincea questi poveri fanti che combattevano l'assalto. Adesso è cambiato. Quindi io le posso dire dalla mia esperienza diretta, noi triestini abbiamo fatto il militare qua a Trieste, cioè Sì. abbiamo fatto la maggior parte, abbiamo fatto qua, e quello che ho provato io è, se succedeva qualcosa io difendevo la mia città. È una cosa diversa perché tu fai il militare a Roma, lo faccio a Roma, ma faccio quell'anno. A Trieste lo abbiamo vissuto altrimenti, perché poi c'era la guerra fredda, abbiamo fatto vigilanza confine, abbiamo fatto di tutto, di più. E quelli erano periodi tosti. Sì, tosti. È inutile. Erano periodi tosti, quindi l'abbiamo vissuto in una maniera diversa. Abbiamo fatto il servizio militare di leva, io ho fatto di leva, ma difendendo la tua città, la tua gente, quindi l'abbiamo fatto con un impeto diverso. Difatti con i nostri soci, i triestini, si parla di questo, cioè forse a 20 anni non ti rendevi conto cosa facevi, non vedevi l'ora magari di finire, no? Sì. Col senno di poi hai capito cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto tanto. Ma questi, per esempio, il concetto di appartenenza, no? Il concetto di appartenenza, vabbè, può sembrare qualcosa di strano, perché magari, non so, si recupera con gli anni o è qualcosa che uno, che uno porta avanti sempre? Ma diciamo che dipende dalle persone, sa? Cioè uno lo sente a 20 anni in una certa maniera, dopo chiaramente con l'età matura cambia. Però dato certo è questo, perché poi noi facendo il militare in queste caserme qua a Trieste c'è una coesione diversa, cioè nelle altre sezioni del Fante sparse nel territorio italiano, allora questo ha fatto il militare a Bari, questo ha fatto a Taranto, questo ha fatto a Roma, e si ritrovano nella sezione di Vicenza. Sì, ci siamo. Noi invece abbiamo una cosa diversa, una coesione diversa. Sì. Noi siamo qua a Trieste, siamo circa 100 soci tra triestini e veneti, perché avevamo anche una forte componente veneta, no? Quella volta, Padova, Vicenza, l'Emilia Romagna, ma c'è un attaccamento al reggimento proprio. Sì. E al reggimento è quello che voglio dire, noi abbiamo scelto la data del 2024 per 2 motivi. Uno per gli anniversari. L'anniversario dei 70 anni, e secondo perché sono 400 anni della costituzione della Brigata Re, che noi, come San Giusto, deriviamo, noi eravamo... Sì. E quindi nel 1624 nasce la Brigata Re, e siamo nel 2024, non c'è più il reggimento,
ma c'è l'associazione che porta avanti questo ideale, questa storia, e questo qua vedo che i nostri soci ci tengono tanto. Questi 400 anni sono sentiti proprio. Poi ho dimenticato, mi sono intromesso e non ho chiesto avanti che cosa succede per esempio domenica. Domenica in pratica è l'ultimo giorno di celebrazione e in teoria è la giornata più importante perché ci sarà un ammassamento in Piazza Unità e zone limitrofe, ci sarà uno sfilamento dei reparti e associazioni, però come è noto i raduni sono sempre di grandi dimensioni, quindi arriveranno migliaia di persone. Questo è un pensiero che ho fatto un po' prima di entrare e che comunque ci sarà un'attività importante perché per la città, un'attività economica, anche perché in effetti sono tutti gli alberghi prenotati, vi sarà un'attività economica, quindi attività economica significa reddito per gli esercenti, per i pubblici esercizi, abbiamo 800 circa pubblici esercizi sul territorio, quindi ci sarà anche un'attività importante per le persone che lavorano all'interno di tutte le attività. Cosa diceva? No, di domenica, non c'è una sfilata vera e propria. Sì, c'è una sfilata ridotta. Prego okay. Presidente, parla tu che sei più Allora, di tecnico. solito sti raduni funzionano in una certa maniera. Il raduno facciamo Trieste, parte da via Carducci, da Largo Barriera, la tribuna in piazza Oberdan. Ok. No? Quindi c'è questo sfilamento e finisce dopo in piazza Dalmazia. Cosa succede? Che i radunisti vogliono passare davanti alla tribuna e essere applauditi, vedere, non so, il sindaco. Però a un certo punto tu vedi questa gente che sfila, le varie autorità a un certo punto vanno via. Sì. No. Allora il sindaco e il presidente nazionale, avendo visto, soprattutto il presidente nazionale, avendo visto Piazza Unità, Sì. ha detto no. Allora lui ci ha stravolto tutto perché noi si voleva partire da Portovecchio, fare il lungomare e arrivare in Piazza Unità. Poi siamo passati da Ponte Rosso, sì, nonni, sarà così invece. Ci sarà un preammassamento dietro la prefettura, dalla prefettura verso Palazzo Carciotti. Ok. Quindi si entrerà dentro, dopo in Piazza Unità, lato regione e lato lungomare verrà formata una L con tutti questi radunisti. La tribuna sarà dietro, davanti la prefettura, e le dico che la tribuna tiene 182 posti e sono quasi pieni tutti. Quindi i vari discorsi, varie cose, poi di che si partirà e lì ci sarà il problema perché bisognerà girare la gente, perché la gente guarderà la tribuna ma dopo dovrà girarsi. Verso il mare? No, e dal Palazzo della Regione dovranno girarsi, Caffè degli Specchi, passare davanti alla tribuna per ricevere l'applauso, defilamento e si finirà in Ponte Rosso, alla rovescia. Ah, ho capito. Allora, questo, perché è successo questo? Perché il giorno che è venuto il presidente nazionale, dottor Stucchi, che lo abbiamo presentato al sindaco, il sindaco ha voluto far vedere la Piazza Unità. Ma cosa c'era quel giorno in Piazza Unità? C'erano gli allievi della Polizia di Stato che facevano le prove per il giuramento. E questi fanno, basta. Solo che loro erano in 200. Qua si parla di 4.000 che sfileranno. 4.000 metterli in Piazza Unità è un po' tosta. Giusti. Quindi diciamo grazie anche ai volontari dell'Associazione Polizia di Stato, dei Lagunari, dell'UNSI, Unione Sottufficiali, siamo riusciti col Comando Militare Esercito a capire nel modo migliore di far defluire, cioè di far defluire decorosamente la gente, cioè non far questa fila un po' scordinata, no? Quindi perché il problema poi è quello, no? È quello, sì, è quello, cioè, flusso, sì. Ma dove diciamo l'abbiamo pensata giusta, se passi davanti alla tribuna e vuoi ricevere l'applauso e quindi devi andare bene, sicuramente sarà il vecchietto di 80 anni che non marcerà, però non sarà
un coordinamento, ma un coordinamento. Quindi questa sarà la fase finale e poi alle 17:30 ci sarà la manina bandiera solenne, la finisce un anno e mezzo di lavoro. Ansia, soprattutto adesso. No, ma in effetti è stato un lavoro importante, lui ha preso le redini dell'associazione 3 anni fa, non era convinto, ma l'abbiamo, diciamo, rassicurato che avrebbe avuto tutto il nostro sostegno, il mio per primo, e quindi stiamo percorrendo questa avventura che poi resterà per sempre nei nostri cuori. La prossima città dove si svolgerà il raduno dei Fanti sarà Palermo. Quindi, come noi siamo andati a Bergamo l'altro mese col sindaco a ritirare la bandiera di Assofante, il sindaco di Palermo arriverà a Trieste fra 1 anno e mezzo a ritirare la bandiera per portarla a Palermo. C'è una scansione temporale di 2 anni. 2 anni. Di 2 anni? Sì. Ho capito. Perché cosa è successo? L'ultimo raduno è stato nel 2018 per Perché poi la pandemia... Vittorio Veneto, poi Bergamo e Trento. Bergamo aveva pronto tutto, tutto pronto e hanno dovuto bloccare. Trento uguale, e quindi sono 6 anni che non c'è questo raduno. È particolare, Bergamo aveva sempre questa bandiera del raduno e noi, per non farci mancare nulla, abbiamo chiesto qua al nostro socio Rescigno, abbiamo parlato col sindaco e siamo andati, caso unico, a prendere la bandiera a Bergamo. Quindi il sindaco di Bergamo ha dato la bandiera al nostro sindaco e nel nostro raduno sarà il nostro sindaco che consegnerà la bandiera al sindaco di Palermo. È una cosa... un rito. Sì, diventa ormai... Un rito, no? Sono quelle cose simboliche che però danno anche il senso della giornata. Sì, della giornata, il senso dell'evento. Della vicinanza, no? del rapporto, dell'entusiasmo. Chiedo, abbiamo ancora tempo per una domanda magari un po' stupida, ma... ci sono anche già donne che sfilano? Certo. Perché ormai... Certo. Sì. Abbiamo nel 66esimo c'è anche non so quante donne, ma ci sono anche donne, perché dal momento c'è stata la sospensione della leva, abbiamo le donne. Sì, ma ormai poi è un dato anche... No, sono dato acquisito il fatto delle donne che in armi ci sono, poi abbiamo delle donne che fanno parte del PASFA, che sarebbe una organizzazione, come si dice, a supporto delle forze armate, poi c'è la Croce Rossa, anche le donne Comunque abbiamo varie associazioni di vari settori che collaboreranno, quindi c'è anche la moglie, mia moglie, fanno parte di questo. Per cosa vuoi? No, ma sa cosa è, dottor Bosazzi? Il problema è che le donne hanno una marcia in più. Sì, bisogna... Lei lo dico, hanno una marcia in più, vedono certe cose che noi ci fermiamo là e la donna vede un attimo oltre, no? Sì. Vede, sono cose. Quindi per me sono un valore aggiunto nelle forze armate e nelle forze dell'ordine. Tra l'altro la figlia io in genere non dico mai, ma insomma, la figlia di una mia compagna di classe è entrata nell'esercito, sta facendo a Viterbo. Viterbo, sono stato io 7 mesi, mamma mia. E si trova più che bene. Voglio dire, certamente non è una scelta comune, però da quanto mi racconta la mamma è contentissima. Non è una passeggiata, però a raccogliere i frutti fra 4-5 anni, perché a Viterbo anch'io ci sono stati, mi vado a dire 7 mesi, e là me la sono passata perché proprio c'è la disciplina militare, perché vuoi fare il militare di carriera? Perfetto. C'è tutto un percorso, non è il soldato di leva come l'ha fatto lui, ad esempio, che è un coscritto, quindi si chiude anche un occhio, ma chi desidera la carriera militare devi sottostare. Le dico io ho mia figlia nell'esercito. Vede, quindi... Allora, io ringrazio Vincenzo Rescigno e Mauro Pierazzi per essere stati con noi. Grazie a voi. Ricordatevi, tra l'altro, poi questa sera nel telegiornale delle 19:30 abbiamo anche un servizio, perché tutto è stato presentato questa mattina, e ricordatevi appunto l'appuntamento del prossimo fine settimana, 24, 25 e 26, con il raduno nazionale dei Fanti. Grazie e buon lavoro. Dottor Bosazzi, questo è per voi. Ok, grazie piccolo tanto. omaggio. Facciamo anche vedere un attimo, lo metto a favore di telecamera,
Io avrei dovuto essere bersagliere. Bersagliere. Sì, poi mi hanno mandato via perché, vabbè, ma questo è un altro discorso. Beh, Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti, ci vediamo buonasera, domani. grazie a tutti. Arrivederci.